Benvenuti carissimi amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo a fare una lezione per i neofiti di questo fantastico gioco. Andremo a vedere prima questo tema tattico dal punto di vista teorico, poi lo andremo a vedere praticamente messo in pratica appunto in una partita. Di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'inchiodatura, l'avrei sentito nominare in tantissime volte in miei video, in libri, eccetera, eccetera. Inchiodare un pezzo, questo pezzo inchiodato non si può muovere. Che cos'è? L'inchiodatura è una risorsa tattica praticamente presente in tutte le fasi del gioco, dall'apertura al medio gioco al finale. Ed è una mossa che serve sia ad attaccare che allo stesso tempo a immobilizzare un pezzo avversario. Ricordati che ci sono solo tre pezzi che possono dare un'inchiodatura. Il primo è l'alfiere, il secondo è la torre e il terzo è la donna. Punto. Esistono due tipi di inchiodature, ci sono le inchiodature assolute e le inchiodature relative. Partiamo dal caso di inchiodatura assoluta. Ora ti faccio vedere questo diagramma che l'avrai già visto da un po'. E siamo i bianchi, tocca al bianco muovere e il bianco riesce a fare una mossa che gli permette di vincere praticamente la partita. Non è che da scacco matto, è che va così talmente in vantaggio che praticamente la partita è vinta. Credo che tu abbia già visto la mossa, si tratta di alfiere in C5. Questo tipo di mossa è a tutti gli effetti un'inchiodatura ed è un'inchiodatura assoluta. Cosa vuol dire? Che la donna non può spostarsi, vedi che se provo a spostarmi neanche me lo fa fare, perché è inchiodata, poiché se la donna si spostasse dietro c'è il re. Dunque non è una mossa consentita proprio legalmente nel gioco degli scacchi. Di conseguenza, qual è l'unica mossa meno peggio che ha il nero? È quello, per esempio, di andare a difendere la sua donna con alfiere C7 e ora noi tranquillamente possiamo andare a attaccare cambiando e così perdiamo il nostro alfiere. Oppure ti faccio vedere un'altra mossa che è ancora più bella, che è donna D4. Capisci che la donna nera ancora una volta non può catturarci perché è sempre inchiodata. E quindi io sto attaccando praticamente ora la donna con due pezzi. È carina anche questa. Quindi sto toccando la donna con due pezzi e a seguito del possibile cambio, ora supponiamo che il nero faccia una mossa non utile, una mossa utile sarebbe per esempio avvicinarsi col re, una mossa di questo tipo, io a fine dei cambi non solo gli ho preso la donna, ma gli ho preso anche l'alfiere. Invece nel caso di prima, se io mi faccio subito ingolosire dalla donna, lui rimane con l'alfiere. Poi sicuramente questo alfiere sarà in grado di riprenderlo tramite attacchi doppi, eccetera, eccetera. Però qui possiamo sfruttare questa inchiodatura assoluta per creare ancora maggiore pressione su questo punto. Bene, andiamo a vedere in pratica come diventa tutto questo. Guardiamo questa partita, giocata nel 1957, è una partita molto famosa per lo studio dell'inchiodatura e ti faccio vedere, è durata 8 mosse, quindi è molto veloce. D4, cavallo F6, C4, E5, gambetto Budapest. Il nero offre in sacrificio questo pedone che il bianco prende proprio alla grande per cavallo G4 con l'idea di riprendersi questo pedone e aver eliminato, diciamo, questo pedone centrale in D, l'ha trasportato in E, adesso c'è un pedone chiaramente doppiato per il bianco, intanto si è aperta la diagonale per l'alfiere che può attaccare in B4 dando scacco, oppure anche talvolta viene messo in C5 con attacco doppio diretto sul re in F2. Però non stiamo qui troppo a analizzare queste cose perché non è il tema di questa lezione. Cavallo F3, mossa di sviluppo e allo stesso tempo si sostiene il pedone, cavallo C6, doppio attacco dei cavalli su questo pedone, ora serve un altro difensore su questo pedone, altrimenti cade e qui solitamente il bianco gioca alfiere F4. Ora, alfiere B4 scacco, davanti a questo re come lo difendiamo? O torniamo con l'alfiere, ma sarebbe un grande peccato, in più questo pedone non sarebbe neanche più difeso dall'alfiere, cavallo in BD2 per esempio. E fin qui tutto a posto.
Il nero tira fuori la donna che oltre a sostenere l'alfiere attacca ancora un'altra volta questo pedone, quindi abbiamo 3 attacchi su questo pedone contro 3 attacchi su questo pedone contro solamente 2 difese, quindi questo pedone crollerà. Adesso il bianco però dice, cavoli, ma questo alfiere che mi sta inchiodando il cavallo, si capisce che questo cavallo è inchiodato, perché? Perché se spostiamo questo cavallo, dietro c'è il re, quindi non si può muovere proprio per le regole degli scacchi. Quindi il bianco che dice, cavoli, io voglio muovere questo cavallo, allora ti faccio a 3, così alla prossima ti catturo l'alfiere, così posso finalmente muovere il cavallo. Il nero gioca tranquillamente, cavallo in G, cattura il pedone, e tu dirai, ma così l'alfiere però può essere catturato. Sì, cioè sì è vero, può essere catturato l'alfiere, infatti la partita andò così, ma adesso c'è lo scaccomatto. Riesci a vederlo? Lo scaccomatto è dato da cavallo di 3. Il pedone inchiodato dalla donna che non può togliersi da questa colonna, non può andare a catturare il cavallo. Gli piacerebbe, ma non può, poiché c'è questa inchiodatura. E in più è scacco di cavallo. E dato che il cavallo non può essere catturato non può essere catturato con il pedone, è scaccomatto. Il re non può muoversi da nessuna parte, non può scappare, non può catturare il pezzo che sta dando l'attacco, è uno scaccomatto all'8ª mossa. Questa è la forza dell'inchiodatura. In questo caso abbiamo visto delle inchiodature assolute dove non si poteva in nessun modo difendersi, spostare il pezzo. Ti faccio vedere un caso di inchiodatura relativa, per esempio D4, cavallo F6, C4 e 6, alfiere in G5. Questo è un caso di inchiodatura relativa. Cosa vuol dire? È chiaro che se il nero ora sposta questo cavallo perde la donna, no? Cioè se il nero gioca questo dice io ti minaccio l'alfiere, peccato che perdi la donna. Però un'inchiodatura relativa nel senso che io questo cavallo lo posso togliere, che poi perdo la donna, ho fatto una svista io, però lo posso togliere. L'inchiodatura assoluta non ti permette neanche di togliere il pezzo. Ti faccio un altro esempio. Facciamo una cosa di questo tipo. Questa è un'inchiodatura assoluta. Ora il cavallo, proprio per le regole del gioco, non può spostarsi perché c'è dietro il re. Non può lasciare il re così scoperto, non si può proprio. Quindi la differenza fra un'inchiodatura assoluta e relativa, che chiaramente quella assoluta è più forte, blocca in definitiva il pezzo, quella relativa invece permette al pezzo di spostarsi per eventualmente sacrifici di materiale eccetera eccetera. Bene, questo è solo uno dei tanti temi tattici presenti negli scacchi, l'inchiodatura, ce ne sono tanti altri e ti invito ad approfondire all'interno della nostra Accademia di Scacchi Online. Grazie come sempre per aver visionato tutto il video, noi ci vediamo alla prossima e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!